Sulla fin dal Vocente te prime part dal Novecent, al che a essi difficile seguì con precisione i sviluppi dal scrivi par Furlan, par vie de grande abbondanza di autors. Te poesie al prevalle esempi di Ciorut, ma si noti in chi è la sensibilità più complessis. Da queste date di tempo a chiappi in quarp con vigor anche i studi sulla lingua furlane. Con l'opera di Jacopo e Giulio Andrea Pirona si concretizza il progetto dal vocabolario furlan, pubblicato dal 1971. E dal 1973 il glottoli Gurizzan, grazie a Dio Isaia Ascoli, al fas la prima descrizione scientifica delle lingue furlane dai suoi saggi ladini. A chiaval dai 2 secoli una serie di rivistis amet in dogne contributi preziosi su lingue, culture e tradizioni popolari. Importante anche il lavoro di Bindo Chiurlo, autore dal 1927 de Antologia della letteratura friulana. Dal 1942 avvengono pubblicati a Bologna lis Poesie a casarsa dal giovin Pierpaolo Pasolini. Traverse de sensibilità e de culture raffinate di Pasolini, il Furlan si guadagna un soppuest d'ogni des grandis literaturis modernis. Il Furlan di Pasolini ha lesso redut lenghe de poesie, tiere nuove di esplorà, e il mont che al rappresente ha un univers fur dal timp. Si tratta di une forte rotture con la precedente poetiche di Ciorut. Dal 1945 Pasolini al fonde la Accademiutta di Lenga Furlana, e al fas stampà una serie di rivistis dula che chiappe quarp un po' per volte une vere scritture moderne, anche in prose. Dal 1949 Pasolini al squin la Sal Friul e la Stagion Furlane si siere dal 1954 con la racquelte La meglio gioventù. 20 anni dopo, dal 1975, la nuova gioventù e sarà il sotragic quintrichiant. Al decite di rompi con la poetica di Ciorut anche il gruppo di risultive, nasciuto dal 1949 da orde iniziative di Joseph Marquet. Marquet, come Pasolini, al riteniva importante slargiare i spazi dal Furlan, di dare una dignità completa di lenghe. A fase in parte dal gruppo autors tante che Dino Virgili, che al sperimenta la forma del romanzo in laghe da Pite la Cleve, Riedo Pupo, che al svilupperà la Conte, Alviero Negro e Aurelio Cantoni, che si occuperanno di teatri, novella Cantarutti che la racconta una originalità tutte so de poesie e conte ai ricerche etnografiche. A son Heinz Vivaros, dal 1949 agli essi il Tesaur, riviste dirette di Gianfranco Daronco. Dal 1952 e nas Scuole Libere Furlane, per iniziative di Meni Zanier. Dal 1964 agli es Libers di Scugnilà, prime prove poetiche di Leonardo Zanier, che giate provocazione dal titolo al denunce la feride grande de emigrazione. Dal 1968 alle Salustri di Umberto Valentinis, scrittore un'evore raffinat che al porta in devant la sua ricerca in diversis altris racqueltis poetichis. Il desideri di tornare a scuvierzi lis lidris che il taramod dal 76 al fas vigna flor, al produce una quantità di iniziativis e di produzioni letteraris con tunevore di autors che attacchin o che attornin a scrivi par Furlan, Amedeo Giacomini, Elio Bartolini e Siro Angeli. Gianni Nazzi, tra le stantis iniziativis per clappe culturale Aquilee, al cure une golaine di classics des literaturis forestis che rispunta l'obiettivo di dare al Furlan una dignità completa di lenghe. Il desideri di slargiare orizzonti de lenghe furlane traverse de traduzione al chiate un autore importante in Angelo Maria Pittana. Di là ad Alaghe all'opera il gruppo di Sot Sora, che si dà ad unte biblioteche di Montreal, dulà che a chiate in espressione Rosanna Paroni Bertoia, Federico Tavan e Antonio De Biasio. Ma son tanti altri si autori che induti il Friul a dan lustri e letterature furlane in queste date di tempo. O podin dome fainons, sottolineando cas le individualità differenti di Elsa Buiese, Beno Fignon, Celso Macor, Leonello Fioretti, Giacomo Witt, animadora cordovata dal gruppo Majakowski, Francesco Indrigo, Nelvia Di Monte, Giorgio Ferigo. Fondamentai, per storie delle letterature furlane a chiaval dal millenni, a son dut cas due autori che, pur te loro esperienze diverse, si corrispondi in te forze de innovazione, Ida Vallerugo e Pierluigi Cappello. In comune hanno la profondità e l'audienza de poesie, l'ingredei di vite e di riflessioni poetiche e la creazione di una lingua personale, tal Furlan di Midun che de Vallerugo, d'ogni de Coinè che di Cappello.
Gli operis di Vallerugo e di Cappello, autors pluripremiats Massime Cappello anche a livello italiano, son fra gli provis più altis in assoluto de poetiche furlane resinte.